11:50. È il traffico del sabato di luglio del grande esodo, quello che percorre la A4. Il dramma si consuma nel territorio del comune di Vigonza in direzione di Milano, all'altezza dello svincolo con la A13. Tutto accade in un attimo. Nel tratto ci sono alcuni rallentamenti per il traffico intenso. La Hyundai con un'intera famiglia a bordo rallenta ma viene tamponata da un mezzo pesante contro cui finiscono altre 6 auto. Il bilancio alla fine è tragico, sull'asfalto ci sono un morto e 17 persone ferite. Ad avere la peggio il conducente della Hyundai. Dell'auto restano solo lamiere accartocciate. Stefano Campagna, 55 anni, di Carpineto Romano, viaggiava con la moglie ferita, la figlia portata in ospedale in elicottero in gravissime condizioni a Padova, dove è stato trasportato in prognosi riservata anche un altro ferito. Il figlio è rimasto illeso. Per fare entrare in autostrada i mezzi di soccorso, tutti i caselli vengono chiusi. In direzione di Milano le code supereranno i 10 chilometri. Operazioni difficili, quelle condotte dai vigili del fuoco e del personale del SUEM 118, che dopo aver estratto i feriti dalle lamiere li hanno stabilizzati prima del trasporto in diversi ospedali dell'area. Attivati subito anche gli addetti di cave e i volontari di protezione civile che per ora hanno cercato di aiutare gli automobilisti intrappolati consegnando bottiglie d'acqua. La prima a essere riaperta è la circolazione in direzione di Venezia. Sulla carreggiata opposta per ore sono stati condotti rilievi da parte degli agenti della polizia stradale. Solo verso il tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità in questo sabato che si è trasformato in tragedia.